Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Carlo Cambi che vedo collegato con noi e che ringrazio per un'altra puntata Cardinale, degli Scorretti. buongiorno. Buongiorno Carlo. Allora, volano i vannacci, titola il tuo quotidiano stamani, La Verità, e gode il Colle. Dopo vedremo se tu sei d'accordo con questa impostazione. Peraltro il direttore Maurizio Belpietro fa il titolo a tutta pagina stamattina e il commento, l'editoriale. Finisce tra gli insulti, Vannacci, Lega, si rischia di far perdere il centrodestra e l'interpretazione politica del direttore Belpietro. Così si aprono le porte a un altro di quei governi tecnici che giustamente detesta, che il centrodestra detesta. Però prima di entrare nelle interpretazioni della storia, noi abbiamo, Carlo, da mandare in onda le ultime dichiarazioni del generale Catenacci a proposito degli altri politici rispetto a lui. Appunto, Che è tutta un'altra storia, no? Lui non è cioè, come gli altri politici, perché gli altri invece, sentiamo un po' cosa ha detto da ultimo il generale Catenacci. Ma perché cos'è musica quella che fa quella che fa passare, scusi, no, ma lei bisogna dire se è musica quella là, ma cos'è musica? Certo, è musica bellissima. Ma quale musica? Ma senta, scusi, si può sapere chi è? Ma io sono Ermanno Catenacci. Chi è Ermanno Ma come? Catenacci? Ma lei non si ricorda perché non era ancora nata? Quando? Quando c'era lui! Ma lui chi? Ma insomma, È il duce del fascismo, quando c'era lui! Ma cosa vede? Quando c'era lui era che non si scherzava mica! A parte che quando c'era lui era tutto più allegro, più ottimista! Quando c'era lui non si scherzava mica, sempre uno sbattere dei tacchi! Tic tac, tic tac, tic tac! Adorate da qua, adorate da là, adorate da su, adorate da giù! E lui sempre immesso, granitico, che dava a disposizione la velocità del fulmine! Tu fai questo, tu fai quell'altro, tu vai da qua, tu vai da là! Convocava, scriveva, parlava, telefonava, faceva tutto lui! Insomma, era un momento che veniva un groppo alla gola, non si a parlare! E insomma, lui stava sempre lì! Sempre a controllare, sempre a guardare. Lui non gli sfuggiva niente, sempre alla velocità del fulmine. Tu fammi vedere cosa hai fatto, fammi vedere cosa andrei a fare, fammi vedere cosa c'è dentro le mani, fammi vedere cosa c'è dentro la saccoccia. Brutto sporcaccione, tu ce l'ho cerchiato, cosa hai fatto ieri sera? Sì, no, aspetta, poi che pavorazzo si faceva. Tu stai zitto, parla quando pissano le galline. Cosa sei detto? Ma ci scherzava bene come c'era loro, ma mica come adesso, ma dove vanno quelli di oggi? Te lo dico io perché quelli di oggi non si affacciano dal balcone, perché si vergognano, perché sono piccoli, sono brutti, hanno gli occhialini, tutti palli, tutti coi denti gialli, tutti col foglietto, e perché noi, la democrazia, noi fango, noi andiamo, ma dove vanno, tutti dentacci gialli, tutti palli, per linguare, visto quando parlano, tutti, e poi sputano, quando parlano sputano, no. I giornalisti del telegiornale quando li vanno Invece aveva le idee chiare, Carlo, no? Sì, ma ragazzi, ma vi rendete conto che l'Italia meravigliosa era quella? E si poteva prendere in giro il fascismo senza che Erich Line guidasse alla nostalgia. Cioè, Bracardi, a parte che era è un genio assoluto dello spettacolo, come lo sono stati Arbore e Boncompagni, ma insomma era un'altra Italia. Che devi fare? Ti posso dire la verità, mi pareva molto più libera di quello che c'è adesso. Ma guarda, assolutamente, perché ogni volta che io vedo anche questi e riprendo, diciamo, rigodo questi spezzoni di TV antica, li trovo molto più liberi di quelli di oggi. Ma infinitamente, cioè, te pensa alla cupezza di alcuni comici, pensa, come si chiama quello che fa
sulla 7, cioè alla cupezza, al grigiore, al conformismo burocratico e a questa enorme libertà di autoironia, cioè, vabbè, lasciamo perdere. Altrimenti sembra che sono vecchio, cosa che peraltro è vera, ma insomma, quell'Italia lì era un'Italia intelligente, quella strada di oggi è un'Italia cialtrona, parliamoci chiaro. Allora, e comunque il generale Catenacci al secolo Roberto Vannacci viene ampiamente sottovalutato oggi dai giornali. Ecco, no, infatti mi interessava sapere il tuo punto di vista, perché al di là della facile ironia, e io ho sentito, come credo tu anche, le parole di Matteo Salvini ieri sera da Bruno Vespa, no? A 5 minuti, ha parlato di tradimento Matteo Salvini rispetto a Vannacci, anche dal punto di vista personale, più ancora personale che politico, e poi ha fatto il paragone con Fini. Fini, peraltro, era il capo di un partito consolidato, dentro era il presidente della Camera, insomma, mi sembra che avesse un peso diverso rispetto a Berlusconi all'epoca. Però io sono curioso di sentire qual è la tua interpretazione di tutta questa vicenda. Berlusconi aveva un peso diverso rispetto a Salvini. E anche del perché tu dici è stato ampiamente sottovalutato il generale Vannacci. Intanto perché Vannacci, secondo me, ha un potenziale suo di elettori che oscilla intorno al 5%, e non è poca cosa in Italia. Poi perché la saldatura che lui può realizzare a livello europeo, formazioni tipo AfD, con una parte di Orban, eccetera, eccetera, non lo mette affatto in una condizione di isolamento. In terza battuta, perché è molto più pericoloso per Fratelli d'Italia Vannacci che non per la Lega dal punto di vista dell'erosione elettorale, e quindi pone un problema diretto alla Premier, non pone un problema diretto a Salvini, ma che invece avrà un problema perché se la Meloni, come io immagino, annusa che Vannacci è una mina vagante per lei, probabilmente alcune concessioni che alla Lega vengono fatte anche in ambito locale, ricordiamoci che la Lega ha pretese egemoniche su alcune giunte partendo dai risultati elettorali di 5 anni fa e non guardando alla realtà di oggi, probabilmente il clima si surriscalda per quello. Allora, liquidare Vannacci come un traditore, una scheggia impazzita del sistema, uno che ha tradito gli ideali della Lega, che peraltro non ha mai condiviso, è secondo me un'operazione molto miope e molto pericolosa. Parliamoci chiaro. Anche il mio direttore stamattina dice: ma Vannacci finisce per sgretolare il centrodestra e quindi consegna il paese di fatto al centro-sinistra, o comunque consente al Quirinale. Domanda: chi ce l'ha messo di nuovo al Quirinale il compagno Mattarella? Io fossi nel centrodestra una domandina me la farei e mi darei anche una risposta per una volta autocritica. Sì, è vero, ma è vero fino a un certo punto, nel senso che il centrodestra forse bisogna che si cominci a guardare dentro se stesso per sapere se ha fatto effettivamente una politica di centrodestra. Insomma, ci sono una serie di interrogativi che l'uscita di scena, che l'uscita dalla Lega pone il generale Vannacci, e parliamoci chiaro, sarà anche vero che lui ha utilizzato la Lega come un taxi, ma è anche vero che la Lega ha molto investito sulla presenza di Vannacci per aumentare i propri consensi. Io potrei raccontarti, visto che sto a Macerata, di come sindaco di Macerata, segretario provinciale della Lega, segretario regionale della Lega, siano corsi alla fondazione di compagnia marca Libera, con tanto di scena elettorale, magnificando il fatto che con Vannacci si rimetteva al centro la questione immigrazione. E non sono io che ho fatto punti d'oro a Vannacci, ricorderai che in altre trasmissioni, sia tu che io, ma soprattutto io, perché non ti voglio dare a te responsabilità che forse non ti sono comode, ho detto più di una volta alla Lega: stia attenta a Vannacci,
stia attenta a Vannacci, e mi dispiace che oggi il mio amico Claudio Borghi Aquilini faccia un post dicendo mi sento ferito personalmente. Non ci ho flirtato io con Vannacci, quando abbiamo detto guardate che Vannacci è una cosa diversa dalla Lega, non è la Lega che parla di ceti produttivi, non è la Lega che parla di artigiani, non è la Lega che parla di legalità e di efficienza, quella di Vannacci, poi non gliel'ho aperte io le porte della Lega, quindi oggi dire che Vannacci è un traditore è nascondere sotto la sabbia, come farebbe lo struzzo, per evitare di essere chiamati a responsabilità di miopia politica, cosa che invece mi pare del tutto evidente. Ecco, Io la penso così. Maurizio Belpietro nell'editoriale di oggi sulla Verità ragiona in questi termini e sostiene che l'opposizione proverà a trasformare questa vicenda Vannacci in una base per quello scossone che fu invocato dal consigliere del Quirinale famoso per far cadere Giorgia Meloni. In che modo, secondo te, Carlo? Ma è evidente. Perché questo può costituire l'innesco per lo scossone? Perché se Vannacci erode il consenso al centrodestra al punto tale che il punto d'equilibrio fra centrodestra e centrosinistra alle prossime elezioni diventa un punto di equilibrio molto precario, a quel punto, essendoci ancora Mattarella al colle, viene gioco facile dire no, non riuscite a mettervi d'accordo, la situazione è grave, e allora ci consegniamo a Draghi che ci ha già spiegato che bisogna fare la federazione. Però dobbiamo aspettare il 27, però, o deve succedere qualcosa, o può succedere qualcosa ma secondo prima? me può succedere pure prima, basta un'imboscata. Cioè, voglio dire, sai, io non sono mica così convinto che in tutto il centrodestra ci sia questa adesione fortissima. Domanda: ti stupiresti se Forza Italia, avendo garanzie di mantenimento di leadership nell'ambito europeo attraverso il PPE, potesse pensare di comportarsi su un certo tipo di voto in maniera differente? Io non mi stupirei affatto. Cioè, è quello che non è stato, che non ha scritto nessuno oggi, e nessuno ha il coraggio di scrivere, è che la famiglia Berlusconi sta lavorando per un suo grande impegno economico in Europa, e probabilmente il governo di centrodestra, così come è concepito, non è del tutto funzionale a quel disegno imprenditoriale. Quindi fai te le tue considerazioni. Ecco, no, mi interessa questa cosa. La famiglia Berlusconi, tu dici, sta... Famiglia Berlusconi, con l'acquisto delle televisioni in Germania, vuol diventare un podcast europeo, ma tu sai meglio di me che certe operazioni a livello continentale non si fanno se hai contro la Germania, se hai contro il PPE, e per non avere contro la Germania li devi assecondare. Ora è vero che la Meloni ha calato le braghe sul Mercosur e su una serie di altre cose che riguardano l'Europa, perché ci affittano la Commissione e deve portare a casa due risultati molto importanti. Il primo, la proroga del PNRR, la seconda, l'uscita dalla procedura di infrazione, alla quale ha lavorato ottimamente peraltro Giancarlo Giorgetti. Ma è anche vero che oltre un certo limite non ti puoi spingere in Europa se non hai il sostegno del Partito Popolare, e per avere il sostegno del Partito Popolare devi avere il sostegno della Germania, ed è evidente che Tajani, che è anche vicepresidente del gruppo del Partito Popolare, non può non agevolare l'europeizzazione totale dell'Europa, anche a condizioni di svantaggio per il popolo italiano. Quindi se i Berlusconi hanno intenzione di allargare ulteriormente il loro business in Europa, probabilmente chiederanno a Forza Italia il favore di agevolare questa posizione, e mi parerebbe evidente che se dal Colle avesse una garanzia di un embrasso nu su un governo tecnico a guida Draghi che porti alla totale distribuzione dell'Italia all'interno dell'Europa, potrebbero anche trovare comodo di dire beh, sapete che nova c'è, visto che ci sono delle tendenze, come dire, eccessivamente di destra in questo governo, noi pensiamo che sia l'ora di staccare la spina e fare un passo in avanti in direzione europea. Ti sembra così fantasiosa? No, mi sembra molto ragionevole come quadro. Intanto, per chi ci ascolta, potete mandare messaggi, li state già mandando via WhatsApp. Però questo va detto che è il capolavoro di Salvini. In che senso? Beh sì, voglio dire, il compagno Vannacci sarà pure un traditore, cosa che peraltro voglio dire, ci si poteva pure aspettare, ma chi l'ha sdoganato
e gli ha offerto un passaggio sul taxi della Lega si chiama Matteo Salvini, non è che si chiama in un altro modo. Il partito dei governatori aveva ampiamente osteggiato questa soluzione. Zaia e Federica avevano ampiamente, e anche lo stesso Fontana, sia pure in maniera più moderata, avevano ampiamente avvertito il pericolo. Quando Vannacci in Toscana è stato osannato come il salvatore della patria, mi ricordo la Susanna Ceccardi che ne faceva gli applausi a Vannacci, e poi dopo il risultato elettorale è stato pessimo, insomma qualcuno doveva subito immediatamente porsi il problema, non è stato posto. Ti ricorderai che a Pontida non più tardi di 3 mesi fa Vannacci era atteso come il messia, quindi voglio dire, sai, dalle mie parti a Livorno, dove sono nato io, si dice che a fare le cose bisogna essere in due, Allora, che le fa e l'altro che le lascia fare. Stavo dicendo, sentiamo anche le opinioni, ma a questo punto direi anche per telefono, di chi vuole intervenire o volesse intervenire in diretta allo 02 92 94 7222. Ripeto, per intervenire in diretta le linee sono libere, avverto anche Francesco che ringrazio in regia. 02 92 94 7222, oppure via WhatsApp, messaggi anche audio al 340 6709 659. C'è un messaggio appena arrivato: il generale non è come tutti i fuoriusciti dalla Lega, che nel corso della storia del partito vissero di luce riflessa. Lui brilla e brillerà a lungo, dando molto fastidio alla destra. Tu credi che abbia una forza tale da dar fastidio alla destra col suo partito, Vannacci? Onestamente, io ho visto che chi è? Pregliasco l'ha sondato immediatamente, e il sondaggio di Pregliasco, facendo tutta la tara del mondo, visto che Pregliasco ha posizioni filo Schlein, però gli dà un quasi il 2%. E la cosa strana è che se vai a vedere da dove questo quasi il 2% arriva, ti accorgi che il 27% di quei voti sono di Fratelli d'Italia. Quindi il contraccolpo, secondo me, non è tanto per la Lega della Lega in sé, ma sulla tenuta della coalizione. Quindi dà più fastidio a Meloni costui? Tutto sommato sì, anche perché ha ovviamente le parole d'ordine molto più vicine alla pancia dei Fratelli d'Italia che non alla pancia della Lega del Nord. Cioè, vuol dire, io non ho mai visto la Lega del Nord su posizioni nostalgico-fasciste, mentre dentro la pancia dei Fratelli d'Italia, non bisogna negarlo, esistono queste pulsioni. Allora, c'è una telefonata, mi dicono dalla regia, mi dice Francesco, ce ne sono 2, le passiamo in ordine. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Buongiorno. Sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Buongiorno. Allora, intanto ben arrivati, bentornati, perché veramente Cambi e lei mi mancavate molto. Grazie. Grazie. Sì, assolutamente. Allora, io volevo dire questo: la faccenda Vannacci è veramente seria, nel senso che 560.000 voti di preferenza alle europee non sono noccioline. Vannacci si sta portando indietro tutta quella gente gelosa dalla destra e anche dalla Lega, che ha visto che sulle questioni di sicurezza e immigrazione i passi avanti sono stati pochi. Però quello che voglio dire io, questa qua è l'ennesima decisione sbagliata di Salvini. Ricordiamoci che tra le promesse mancate e l'elezione di Mattarella non ne è più indovinata una. La faccenda di incupirsi sul ponte sullo stretto mentre le strade del nord Italia sono in condizioni fatiscenti è una cosa che lascia l'amaro in bocca. Però anche la faccenda di Vannacci non aveva niente di leghista, non c'entrava niente con noi. Noi siamo un partito, almeno lo siamo sempre stati, federalista, liberale e democratico. Niente a che fare con la destra becera o la destra rompicoglioni. Volevamo difendere il nostro territorio, specialmente le istanze di chi lavora, delle partite IVA, degli operai, e alla fine non è successo niente. Mi dispiace, io ve l'ho già detto 3 anni fa, Salvini è cotto, Salvini è finito, non ha più niente da dire. Lui va bene per i militanti, per quella gente come noi che teniamo ancora duro, ma non riesce più a prendere voti dagli altri. Pertanto la Lega, ormai che Zaia si è liberato, deve farci un pensierino. Vi saluto. Allora, un altro anzi 5 telefonate, mi dicono la regia addirittura, quindi vediamo di passarle tutte. Siate il più sintetici possibile. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Giulio, anche Carlo Cambi, sono Daniele dalla provincia di Varese, Donate Ceppino. Sì, buongiorno Daniele. Parlo un po' da ex parata della Folgore militare, chiaramente anno di Naia. Non conosco Vannacci, però la parola onore, sì, ci può stare tutto. Nella Lega in effetti c'entrava poco niente, però l'idea era interessante.
l'ascoltatore prima ha detto una cosa giusta, un po' in Salvini, un po' di cose non è che le sta facendo come ci aspettavamo, un po' come ci aspettavamo noi, in particolare a partire dal Ponte. Una cosa dico però anche a Carlo Cambi: se Vannacci mantiene un po' quello che dice e avesse un potere forte nei prossimi mesi, nei prossimi anni, io che ho votato la Lega da sempre, e mi dice che sistema un po' l'Italia perché ne abbiamo i coglioni pieni, tra Rogoredo, qui io abito tutto in Lombardia, avanti e indietro, ne abbiamo veramente le palle piene di questa gentaglia che c'è. Se viene un nuovo Benito Mussolini, io la Lega l'abbandono, sicuro lo voto, però chi si fida di questa gente? Questa è la mia opinione. Ciao, grazie. Allora, Carlo, se sei d'accordo le passiamo tutte insieme le telefonate, Sì, poi prego. una dietro l'altra, così evitiamo anche le attese. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Mi sente? Buongiorno. Sì, buongiorno Gino. Nulla, è su Vannacci, il generale Vannacci. Noi di generali ne abbiamo avuti che si sono presentati in politica, dal generale Miceli al generale Viviani e qualcun altro che non ricordo ancora bene. Pertanto questi militari, questi generali militari che si presentano in politica sono destinati con il tempo a sgonfiarsi, sono destinati a sgonfiarsi completamente, come lo dimostra l'esempio di quest'altri generali precedenti che ho citato. Includerei il generale Pappalardo, uno dei più pittoreschi, diciamo. Qua, Va bene, grazie a lei. C'è ancora un paio di telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono io? Sì, prego, buongiorno. Buongiorno. Condivido quello che ha detto il signor Cambi. Lei chiama da, scusi? Chiamo da Monza, provincia di Monza. E il primo ascoltatore, la Lega, allora sappiamo che non c'è differenza fra destra e sinistra perché i burattini che governano in Italia sono comandati da altre entità e da chi giustamente li ha messi lì. Allora, il discorso di Vannacci che potrebbe far cadere il governo, occhio a quello che sta facendo Corona. Allora, noi lo facciamo vedere magari come un gossip, però Corona sta portando avanti un discorso per assolutamente delegittimare la famiglia Berlusconi, per far sì che questo governo non cada da parte di Forza Italia. Quindi non sono così pessimista sul fatto che Forza Italia possa togliere, perché chi sta manovrando Corona da oltreoceano, ok, sa quello che fa. Noi siamo nelle mani di Trump, del governo americano, dell'amministrazione americana, e io sono molto 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 ottimista. Per cui tutte queste manovrine, queste differenze fra destra e sinistra che non esistono, fanno bene giusto per fare, come ho fatto io stamattina, qualche chiacchiera da bar. Allora, altra telefonata, pausa e poi tiriamo un po' le fila. Pronto? Pronto, buongiorno, prego. Buongiorno, sono Gianni da Roma. Prego Gianni. Volevo puntualizzare il fatto che la scelta di Vannacci non è una scelta per portare valore a questo suo partito, perché Vannacci probabilmente con il suo diciamo punteggio elettorale non rientrerà neanche diciamo in una preferenza diciamo maggioritaria. Secondo me invece Vannacci, e qui mi riallaccio al discorso del professor Cambi, secondo me ha ascoltato alcune sirene non da destra, e secondo me sta facendo un'operazione di demolizione, perché lui non ha senso la scelta che ha preso, cioè non raggiungerà mai un 4-5% secondo me, e quindi cosa vuole fare? L'unica cosa che sta ovviamente ottenendo è creare grossi problemi al centrodestra, e qui vedo le sirene di sinistra. Buona giornata. Bene, allora piccola pausa e poi la parola a Carlo Cambi su tutte queste chiamate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Entra
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci in onda con Carlo Cambi. Carlo, siamo passati da un novello Mussolini alle sirene della sinistra, passando per Pappalardo e Corona. Che dici? Allora dico che c'è qualcuno che dice che è Bannon il suggeritore di Vannacci. E questa cosa che diceva la vostra ascoltatrice, che se non mi ricordo male è sempre molto affascinata dalle dietrologie, non è del tutto sbagliata, cioè è vero, ci può essere un collegamento con alcuni movimenti, diciamo così, che non hanno riferimento a MAGA, ma che si riferiscono ad alcuni ambienti americani che hanno suggestionato il nostro generale. Da qui a dire che dobbiamo stare tranquilli perché tanto ci pensa Trump, insomma, no, non sto per niente tranquillo, se devo essere sincero. E credo che a Trump sostanzialmente dell'Italia così come messa non gliene freghi granché, come non gli frega granché dell'Europa. Quello che interessa a Trump è sistemare molto molto velocemente la partita con Putin per andare poi all'offensiva con la Cina, perché lui sa perfettamente che in questo mondo non più globalizzato ma multipolare il suo primo nemico si chiama Xi Jinping. Quanto per quel che riguarda le sirene della sinistra, credo che sia la sinistra che è in grado eventualmente di utilizzare il caso Vannacci per tentare la spallata, non che Vannacci abbia obbedito alle sirene della sinistra, non lo credo. Probabilmente è vera un'altra cosa. Vannacci è convinto che questo centrodestra non risponda del tutto alle pulsioni, agli obiettivi che la destra nostalgica che lui ha nella testa guidano il consenso, e quindi è convinto che può sfruttare quest'onda. Per quel che riguarda il nostro amico Giuseppe Chiese, che saluto con grande piacere perché lui è uno dei nostri ascoltatori più fedeli e simpatici, devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo con lui. Da tempo io continuo a dire dalle onde di Radio Libertà come osservatore, vorrei che fosse chiaro e non pretendo avere la verità in tasca, che la Lega deve tornare a dialogare con i territori, deve tornare ad occuparsi dei ceti produttivi, deve tornare a farsi sentire come difensore dell'Italia che produce. E mi pare che questa spallata che Vannacci ha dato dovrebbe essere utilizzata proprio per ragionare attorno a quale base sociale e dunque elettorale la Lega si possa ricostruire. Questo direi che sono le considerazioni che queste telefonate mi ispirano. Non so che ne pensi tu, ma insomma... C'è un'altra chiamata e poi però ci sono tantissimi messaggi dei quali ti darò conto a brevissimo. Sentiamo intanto la telefonata. Pronto? Pronto, Campinante Canarca, buongiorno. Buongiorno. Ciao, sono Francesco da Roma. Sì, ciao Francesco. Ciao. Allora, è anche un saluto a Cambi, che le sue analisi sono sempre puntuali e precise, e le condivido tutte. Quello che dice lui, in qualsiasi campo tu gli fai una domanda, lui ha la risposta giusta, che è la realtà, insomma, dei fatti. Comunque, per il discorso qui del Vannacci, allora, se vogliamo essere onesti, la Lega è finita con la notte delle scope, no? Quindi lì è finito tutto il discorso di sindacato del nord e cose varie. Questa Lega Italia, diciamo, che c'erano già delle avvisaglie anche a Pontida qualche anno fa, quando c'erano le bandiere Lega Italia, diciamo che non mi ha mai ispirato più di tanto, perché essendo leghista, federalista, autonomista,
va un attimino un po' contro quello che io penso. Però il problema Vannacci sarà un problema più che altro per Fratelli d'Italia e per il discorso di destra. Potrebbe attirare a sé partiti di destra estrema e poi si vedrà. Ti saluto, ciao. Saluto Francesco, però Carlo, la prospettiva su scala italiana e quella federale autonomista possono convivere tranquillamente, no? Non credo che questo sia un problema, o sbaglio? No, tra l'altro secondo me ieri la Lega ha perso un'opportunità, perché se la sinistra applaude e il Quirinale applaude al Draghi che dice l'Europa diventa potenza se si fa federale, e allora uno gli dovrebbe dire allora anche l'Italia diventa potenza se si fa federale, no? Direi che per logica ci sta. Ti passo i messaggi velocissimamente perché sono veramente tanti. A partire dalle 9.40 Vannacci scrive: Ombretta ha tradito Salvini e la Lega usata come tapis-roulant. Da subito ha fatto perdere voti ad altri candidati leghisti non eletti e la cosa non è piaciuta, ha creato scontento, anche se la Lega non è caccia di poltrone. Anche cercare i voti al sud in genere non ha mai portato bene, nemmeno a Bossi. Penso che anche sull'autonomia non ci fosse con lui gran sintonia. Sugli aiuti e armi all'Ucraina dissapori. Su questo la Lega avrebbe dovuto essere più decisa e sospenderli. Forse queste differenze hanno creato una spaccatura insanabile, unico collante comune: sicurezza, immigrazione, lotta ai clandestini, difesa e identità. Spero che Salvini, che va sostenuto a tutti i costi, scrive Ombretta, ne faccia però tesoro. Proseguo, sempre alle 9.40 abbiamo un altro messaggio. Lella, più sintetico: sono una di quei 500.000 che hanno votato Vannacci, ma sicuramente non avrà più il mio voto. Non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti i voltafaccia, scrive Lella. Un altro, l'abbiamo letto prima, il generale Brillerai darà fastidio alla destra. E poi Gio di Torino: buongiorno, Vannacci dovesse vincere le elezioni non potrà mantenere alcuna promessa perché è vincolato dai poteri forti, scrive il nostro ascoltatore. Poi abbiamo un audiomessaggio, lo ascoltiamo al volo. Ciao ragazzi, io invece spero vivamente che sia tutta una mossa politica, o perlomeno che alla lunga porti dei risultati positivi, e cioè vada a raccogliere i delusi della Lega, i delusi dei comunisti, di Forza Italia, e portare via qualcuno della Meloni e soprattutto tutti quelli che non andavano a votare. Nello schieramento si posizionerà chiaramente sul centrodestra, perché non è di certo di centrosinistra, e secondo me può essere una mossa vincente. Bene, allora un altro audiomessaggio ancora, cerchiamo di scaricarlo innanzitutto perché non lo vedo, vediamo se ci torniamo dopo. Intanto, buongiorno, altro messaggio: se dovesse esserci una crisi di governo non darei la colpa a Vannacci, piuttosto a quello che il governo non ha mantenuto delle promesse fatte in campagna elettorale. Una legge elettorale seria non metterebbe in crisi il governo, il problema reale del centrodestra è Forza Italia, scrive il nostro ascoltatore. Te li leggo a fila, proprio come sono arrivati. Un pensiero per Vannacci, Pina, Monza e Brianza. Vorrei dare la mia idea. Penso si dovrebbe fare un'ulteriore legge. Se una persona viene eletta in un partito e si accorge di non andare d'accordo, capita, può decidere di lasciare, ma non di fare altro andando con altri fino alla prossima legislatura. Era stato votato con la Lega, non può cambiare partito. Se vuole uscire deve fermarsi, lo potrà fare la prossima volta. È come se uno per attraversare un ponte, scrive Pina, usufruisse di un ponte speciale promettendo mari e monti, e quando è di là fa marameo a chi lo ha aiutato e non paga. E ancora Angelo da Venezia, che invece è critico su Salvini: se non sa coltivare l'orto non si raccoglie. E ancora, buongiorno cari, chiedo a Carlo, dopo tutto ciò che abbiamo visto e subito, crede che noi italiani digeriremo un ennesimo governo tecnico? Perché a me sale il crimine. L'unico modo di disinnescare il generale è far sì che la destra cominci a fare la destra. Ma per favore, altro messaggio, brilla in che senso? Che scoppierà a breve? Scrive Erminio, classico intervento di un comunista. Raffaella, il generale ha portato tanti voti alla Lega, Salvini ne ha approfittato per non crollare. Mi spiace, ma ormai la Lega era ammollita. Vannacci, se se la gioca bene, può fare molto per la gente se mantiene le promesse. Ti leggo tutto quello che passa. Roberto, buongiorno, ma figuriamoci se Soci sarà un nuovo Mussolini, se Vannacci credo sarà un nuovo Mussolini, almeno a destra. Ce l'abbiamo a sinistra, sicuramente un Mussolini. Alessandro dal Friuli, il ponte è nel programma di centrodestra, cosa dovrebbe fare Salvini come ministro delle infrastrutture? Non portarlo avanti come i suoi predecessori? E altro messaggio, Vannacci
incapsulato nella Lega cripto-sionista, si è slatentizzato. Gianni da Roma: credo che il Vannacci, il centrodestra e media mainstream stiano facendo stesso errore di valutazione che anni fa fu fatto nei confronti dei 5 Stelle. Si sottovaluta l'esasperazione di una larga fetta di italiani che, delusi da ogni partito e dalle loro politiche alla camomilla, cercano qualcuno da seguire. Dopodiché abbiamo un altro audio messaggio e lo passiamo subito. Buongiorno a tutte e due, Pietro. Volevo dire, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Fabrizio Sabio Chiesi. E poi mi farei una domanda. Non è che Vannacci non è lui che ha tradito, magari è la Lega che ha tradito lui, che all'inizio ha fatto certe promesse e poi non ha potuto mantenerle per tenere il piede nel governo? Altrimenti se escono è logico che va su ancora la sinistra, perché l'uomo del monte è già lì, tac, pronto. E vede Cainarca che si apre le linee e legge i messaggi, la trasmissione è molto più importante, interessante. Sì, dipende dai punti di vista, magari non lo so, dipende dai casi e delle cose. Comunque io adesso leggo ancora i messaggi che sono arrivati, copiosissimi. Maurizio: nessuno dai piani superiori né Salvini sente il bisogno di venire alla radio a parlare con noi. Non un bel messaggio, ma ormai ci sono abituato, scrive Maurizio. Cari elettori della Lega, altro messaggio: piano a fare il de profundis del movimento. Silvio da Torino. Coraggio, scrive Silvio. Giusi da Varese: i 500.000 voti per Vannacci alle ultime elezioni sono stati dati a lui da buonissima parte di leghisti che ora rimangono nella Lega. Ne conosco diversi che sono rimasti male davanti a questo strappo e certo non seguono Vannacci. Bisognerebbe analizzare bene quei numeri. Ancora, volevamo avvisarvi che molti di noi non riescono a firmare nel sito della Lega iniziativa di legge per fermare i risarcimenti ai parenti a parenti e amici delle vittime di rapine e furti nelle proprie dimore, case e negozi nelle strade delle città. Se ci sono state delle aggressioni ed è accaduto il peggio per gli assalitori, rapinatori, ladri, perché non prendete e fate voi un altro sito per firmare contro questa assurdità vergognosa? Oggi tutto il giorno andare fuori di casa, insomma mi sembra un po' confuso il discorso, fino a quest'ultimo disegno di legge sicurezza che non venga ancora rimandato a data da destinarsi e non abbia gli esiti funesti degli altri precedenti. Francesco: Vannacci è solo un fuoco di paglia destinato a spegnersi nello spazio del nulla. La Lega deve mettere Zaia, così si diventerà più importanti nel centrodestra, scrive Francesco, e poi con questo per il momento abbiamo finito. Ne deduci qualcosa da tutta questa congerie di roba o è poco significativa? No, è molto significativa, non tanto per me e per te, quanto sarebbe molto significativa per i vertici della Lega, che dovrebbero, secondo me, dare un'occhiata a questa carrellata di opinioni che sono le più diverse, le più disparate, ma che però sottolineano un bisogno di confronto vero all'interno della Lega, e sottolineano un'altra cosa, che non c'è da parte dei nostri ascoltatori, forse perché abituati ad un'informazione molto, diciamo così, curvata, molto educata, un'analisi dei dati di fatto. Allora io vedevo un sondaggio di Piepoli, dell'Istituto Piepoli qualche tempo fa, che il 54% degli italiani avrebbero fiducia in una leadership molto forte e addirittura sarebbero d'accordo ad un, come posso dire, ad un leader di particolare energia, anche non perfettamente democratico, perché nel momento in cui c'è un'emergenza bisogna agire. Il novello Mussolini di cui parlava Daniele prima da Varese. Beh, tutto sommato, sì, non è proprio un novello Mussolini, ma è comunque l'idea, per esempio, no? Quanto male parlano i media italiani di Trump e quanto si sfogano nel dire che Trump in America non ha consenso, ma Trump non ha consenso in America non per l'ICE o l'ICE, chiamala come ti pare, o per le lotte o per il contrasto lui durissimo che fa sui dazi al resto del mondo. Non ha consenso perché ancora i benefici della annunciata Trump Economy non si sono del tutto dispiegati. Guardate che la scelta che lui ha fatto, per esempio, del nuovo presidente della Federal Reserve, che è un economista ovviamente strapreparato, ma che ha un'idea molto precisa del mercato,
e cioè che il mercato va lasciato totalmente libero, probabilmente daranno a Trump nell'arco di pochissimi mesi una nuova spinta. Dunque è evidente che stiamo andando in una società della complessità verso una semplificazione della richiesta di governo. Vannacci interpreta, sia pure in maniera, potremmo dire, un po' sporadica e forse anche un po' rozza, questa tendenza. È inutile che non ci misuriamo sui dati di fatto, e mi piacerebbe che si misurassero su questi dati di fatto proprio coloro i quali hanno responsabilità di governo. Ecco, però è una tendenza, Carlo, che va in contrasto totale con quella dell'establishment, no? Mattarella, Draghi, i governi sì, ma tecnici. assolutamente sì. Ma io ti faccio un ragionamento, ma nel momento in cui tu consenti alla gente di formarsi delle opinioni, giusto o sbagliate che esse siano, attraverso l'intelligenza artificiale, ok? Come ti puoi aspettare che poi dei messaggi, come dire, molto mediati, molto complessi, diventino generatori di consenso? Non te lo puoi aspettare, ti puoi aspettare che l'opinione si formi su delle parole d'ordine molto nette, molto semplici, molto, fra virgolette, efficaci. Quelle di Vannacci hanno indubbiamente questo tipo di caratteristica. Allora, il lavoro che deve fare la politica, diciamo quella con la P maiuscola, non è tanto di demonizzazione di Vannacci, che non ti serve a niente, ma di sterilizzazione dell'effetto Vannacci attraverso provvedimenti che impattino non sulle logiche di pancia della società, ma che risolvano però dei problemi della società. Capito? Se noi continuiamo ti faccio un caso, se noi continuiamo a ritenere che per esempio la signora von der Leyen non debba essere censurata perché c'è Raffaele Fitto che è commissario europeo e che ci serve per una serie di cose, sbagliamo, perché probabilmente la gente si aspetterebbe che ci fosse da parte di un governo di centrodestra una critica più radicale dell'Europa, e ci sono molti motivi per essere radicalmente critici verso l'Europa. Non ci dimentichiamo, non è un'impressione solo mia che questo governo stia facendo in politica economica sostanzialmente la politica di Draghi. Non è un'impressione solo mia che questo governo a livello europeo si sia avvicinato molto alle posizioni del PPE, tant'è vero che c'è una frattura abbastanza evidente fra i Patriots e ECR. E allora tutte queste cose qua hanno una loro complessità, che però ridotta a semplicità da parte del lettore sono il messaggio di Vannacci ha una sua efficacia. Se non si ritorna alla politica che è in grado di elaborare la complessità dei problemi, sì, e trova delle soluzioni concrete, gente come Vannacci ha delle praterie. Poi è vero che i generali non sono mai durati troppo, ma basta che durino quel tempo necessario affinché il deep state, lo stato profondo, che è fatto dai Ruffini, che è fatto dai Prodi, che è fatto dai Draghi, che è fatto dalla Banca d'Italia, che è fatto da un certo tipo di capitalismo immarcescibile e impermeabile a qualsiasi legge, vogliono che perduri. Ti faccio solo un'osservazione, forse se vi sembrerà troppo alta o troppo distante dalle cose, ma tu ti rendi conto che a Davos hanno fatto dei ragionamenti intorno alla capacità di spostare flussi di capitale che vanno dai 20.000 ai 30.000 miliardi senza il controllo degli stati. Ma voi avete idea di cosa significano 20.000 miliardi? Sono il PIL dell'intera Europa in mano a un signore solo, che è il CEO di BlackRock. Allora, se noi non ci misuriamo su queste scale, ma riteniamo che la baruffa che ti posso dire sulla manifestazione di Askatasuna sia la soluzione di ogni problema, non andiamo da nessuna parte. Ed ecco che siccome riduciamo tutto allo scontro su Askatasuna, che secondo me è risolvibile in una maniera molto semplice, votare sì al referendum
far rispettare le leggi e buonanotte ai senatori. Ecco, se riusciamo tutto allo sconto sulla scatatura, i messaggi di Vannacci allora hanno un'efficacia straordinaria, ma le sorti dell'umanità e le sorti anche del nostro paese non si decidono su quella scala, si decidono su un'altra scala. E la domanda che faccio io è: tu trovi adeguata l'offensiva di elaborazione dei partiti politici italiani, nessuno escluso, a questa nuova scala di valori? Francamente sì o no, francamente no. Oh. In maniera molto chiara, da cittadino semplice, direi proprio di no. A me non me ne frega nulla che tu mi dica che Piantedosi è un bravo ministro dell'interno, cioè mi interessa molto, per amor di Dio, ma io vorrei che tu avessi una visione del mondo che mi dice: ma di fronte a un'offensiva di BlackRock o dei potentati economici che valgono l'intero PIL dell'Europa, noi come ci poniamo? Senti mai questo ragionamento? No, mai, oggettivamente mai. Mi viene da domandarti una cosa, poi ti giro altri 3 messaggi che sono arrivati via WhatsApp. Lo stato di salute di quello che tu hai chiamato il deep state, io l'establishment, no? I nomi che hai fatto prima riassuntivi, Mattarella, Draghi, Banca Italia, i poteri reali in Italia. Secondo te lo stato di salute qual è? Quello dell'establishment italiano? Non parlo dei partiti, perché nessuno ne ha scalfito alcunché. La prova sai qual è? Che devi nominare il nuovo presidente della Consob e nel governo non sei in grado di trovare il successore. Cioè, queste sono le cose che contano, ragazzi. Cioè, gli amministratori delegati delle partecipate di Stato sono rimasti tutti lì, non ne è cambiato uno, e la baruffa è sui presidenti. Cioè, è questo che non torna. Cioè, non c'è un'efficienza di governo capace di incidere sulle sorti reali del paese. Questo è il tema. Carlo, ti giro... Perché si fanno ingabbiare in polemiche agitate apposta dal Deep State per evitare che ci sia un'effettiva azione riformatrice del centrodestra. Allora, questa è insipienza o incapacità o impossibilità? Ma secondo me è da una parte insipienza, dall'altra impossibilità. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro, quando tu hai la Corte Costituzionale che è contro di te, fai un referendum sulla giustizia e consenti all'Associazione Nazionale Magistrati di comportarsi esattamente come un partito politico, e dal Colle non si muove un fiato su questo. E tu continui a preoccuparti di andare d'accordo con Mattarella invece di far valere la tua prerogativa di Presidente del Consiglio eletto. E allora c'è qualcosa che non torna. Poi dopo a chi chiami è responsabile della tua incapacità di incidere sui meccanismi decisionali reali del paese? Qualcun altro? Ma io ti ho votato e ti ci ho messo perché cambiasse un certo tipo di atteggiamento. Ed ecco che poi arriva un Vannacci che probabilmente non ha nessun tipo di programma di governo, che probabilmente non ha nessun tipo di capacità di durare, come diceva l'ascoltatore, ma che però ti pone un problema di governabilità. E se ti pone un problema di governabilità, il Deep State, che non è affatto morto, è prontissimo ad approfittarne. Mentre tu parli mi veniva in mente una cosa, no? Allora, è un sistema da picconare, però abbiamo visto che i picconatori in passato alla fine non hanno avuto sto grande successo. Ma lo devi sterilizzare, non lo devi picconare, lo devi sterilizzare. E hai i poteri per farlo. Il problema è che devi avere il coraggio di farlo. Carlo, ti giro i messaggi, poi abbiamo alle 10:30 la pausa. Non date colpe a Salvini per aver creduto a Vannacci. Ci abbiamo creduto anche noi. Se la Lega avesse tanti voti si potrebbe contare di più. Noi leghisti siamo troppo permalosi, scrive un ascoltatore. Un altro ascoltatore. No, non sono minimamente d'accordo. Un altro messaggio. Ricordiamoci che il generale Vannacci è stato eletto come indipendente. È stato dopo che, viste le messe di voti raccolti, Salvini ha cercato di inglobarlo offrendogli la vice segreteria. La visione del generale era chiara fin dall'inizio. Ha raccolto i voti dei delusi di Lega e Fratelli d'Italia. Non è corretto dargli del traditore. Non l'ho votato. Ma cari amici, non certo fascisti, hanno visto in lui colui che avrebbe spinto la Lega a premere su identità, lotta all'immigrazione clandestina e alle politiche woke, che questo centrodestra, con Forza Italia in primis, rifugge completamente. È un po' quello che dicevi per certi versi anche tu.
Il governo fa una politica di Draghi, chi c'era al suo fianco e lo riempì di complimenti. L'attuale ministro economico, Gino, troppa importanza a Vannacci, è un militare non può fare il politico, è destinato a scomparire. Altro messaggio, nelle carceri vanno messi i delinquenti assassini di ogni etnia, paese e continente, no i politici o i rubagalline, quelli mandateli ai domiciliari, liberate le prigioni, mettendo nel programma del governo altre nuove per i rimpatri veloci. Santo Cambi reloaded, Mattarella più referendum. Allora è vero, scrive un altro ascoltatore, Giovanni da Bergamo, che i generali italiani non finiscono mai una guerra dalla parte in cui l'hanno iniziata. Mentre io ti volevo chiedere un'altra cosa prima della pausa, a proposito, tu mi hai già accennato prima alla questione, la questione di Torino, le violenze di Torino, ti dicono qualcosa di nuovo o no? Punto primo. Punto secondo, il Consiglio dei Ministri varerà un altro cosiddetto, a me mi mette un po' d'orticaria sto termine, ma comunque si usa così, pacchetto sicurezza, compreso di decreto legge più un disegno di legge. Nel decreto legge, sì, non lo so, tanti, a me mi ricorda quella storia dei rave party là, che sembravano il dramma dell'Italia, e poi non mi è parso che fosse così. Comunque, il decreto legge, cioè le misure immediatamente operative, dovrebbero essere quelle che prevedono il fermo preventivo, lo scudo penale per le forze dell'ordine e un altro giro di vite sul possesso di armi da taglio. Le altre misure verranno inserite in un disegno di legge, ma non c'è il versamento di cauzione da parte degli organizzatori di manifestazione pubblica. Allora, questo in estrema sintesi il contenuto, ma ti dico, Carlo, tu che ne pensi di questo ennesimo appunto pacchetto sicurezza? Carlo, ti chiedo una cortesia, così facciamo un discorso un discorso più calmo dopo la pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione, bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro. Ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambi. Stavamo parlando, Carlo, o meglio, ti avevo sottoposto 2 quesiti. Primo, i fatti di Torino sono una novità o è la solita storia? Secondo, il pacchetto sicurezza, che ne pensi? Allora, i fatti di Torino sono una novità nel senso che rappresentano un salto in avanti nella strategia, starei per dire terroristica, perché di fatto di questo si tratta. Il contrasto non è sufficiente, ma perché sei di fronte ad un atteggiamento ideologico della sinistra favorito dall'antagonismo esasperato dell'Hashline, che non prende atto
del momento storico di particolare difficoltà che il paese sta vivendo, perché a forza di soffiare sul pericolo fascista, pensa a Landini che ha incitato alla rivolta sociale più di una volta, alla fine poi raccogli questi frutti. Quindi secondo me il momento è particolarmente delicato. Le responsabilità indirette della sinistra dal punto di vista, come posso dirti, della copertura ideologica di un certo tipo di atteggiamento violento sono evidentissime. Il decreto sicurezza Piantedosi non servirà a nulla, anzi sono convinto che il Colle lo rimanderà indietro per manifesta incostituzionalità. Quello che serve è un'altra cosa, è smontare l'antagonismo della magistratura che regolarmente si pone nei confronti di qualsiasi provvedimento venga emesso da questo governo e dalla polizia, dalle forze dell'ordine che dipendono da questo governo, in funzione antagonista. Altrimenti non si spiega perché sia possibile che della gente che delinque regolarmente, vale per l'essere comunitario violento, vale per il black rock, vale per lo stupratore, vale per il rapinatore, viene regolarmente rimesso in libertà, creando un ulteriore scompenso sociale e un forte allarme nelle persone. Io credo che l'unica strada per arrivare a questa, non alla soluzione, quantomeno. Aspetta che ti abbiamo perso, Carlo. Ti abbiamo perso, non so cosa è successo. Si è congelato il collegamento. Non so se mi senti. Sì, adesso ti sentiamo. Io sì, ti sento, sì. Sì, adesso ti sentiamo. La cosa da fare sia andare al Quirinale e convincere Mattarella che è in gioco la tenuta democratica dello Stato, perché secondo me c'è sotto traccia una regia, ripeto, continuo a ripetere, del deep state, di cui la magistratura è chiaramente uno dei pilastri, per mettere in difficoltà il governo di centrodestra in modo da regolare i conti attraverso le piazze con questo governo. Io di questo ne sono abbastanza persuaso. Credo che vi vada spiegato che diversamente si ritorna agli anni dell'antagonismo feroce, e gli anni dell'antagonismo feroce non hanno portato bene a nessuno. Ok? Carlo, mi viene da chiederti, secondo te come andrà il 22-23 marzo con il referendum sulle questioni della giustizia? Beh, se il centrodestra continua ad occuparsi di altro, può essere anche che lo perdiamo. Addirittura, tu paventi questo rischio? Ma sono convinto. Intravedi questo rischio? Ma tu ti rendi conto dell'offensiva complessiva che stanno mettendo in campo contro questo referendum? Beh, questo cioè, sì. ma secondo te, facciamo un ragionamento. Ora, io e per te siamo elettori particolari, nel senso che siamo ammettiti, conosciamo le cose, leggiamo i giornali, ma secondo te un elettore un po' sprovveduto, al quale viene detto che questo referendum indebolisce la magistratura e che si trova continuamente di fronte ad offensive delinquenziali che vengono necessariamente ignorate perché c'è da vincere il referendum, si affida alle parole del politico o alle posizioni del magistrato? Sì, in effetti c'è questo rischio. Allora, Carlo, ti giro qualche messaggio che arriva. Che il centrodestra si desse un po' più da fare sulla campagna elettorale per il referendum, ma li vedo tutti molto tiepidi. E perché secondo te, anche qui ti riformulo la domanda, insipienza o impossibilità o paura? Secondo me paura, perché la Meloni ha già detto che se anche il referendum lo perde non ha conseguenze sulla tenuta del governo, e in parte insipienza per il semplice fatto che, essendo Nordio un ministro che non propriamente sta dentro uno schema della politica politicante, se anche prende un ceffone, visto che ormai i nostri politici ragionano sull'oggi, nemmeno sul domani. Sono affari suoi, peggio per lui, sono insomma. Affari suoi, ok? Peggio per lui, che tanto è un corpo estraneo. Esatto.
Io credo invece, questa è una mia opinione da cittadino comune, che se ci fosse una bocciatura della riforma sarebbe un colpo politico bello pesante, Ma ne forte. sono stato convinto anch'io, però loro, capito, fanno finta che l'elettore non esista, capito? Allora, È come col Mercosur, cioè secondo te tu puoi raccontarmi che un accordo che è fatto solo ed esclusivamente nell'interesse della Germania, come quello con l'India, è benefico? Ecco, tu hai fatto un Dopo pezzo... per anni aver detto Hai che non fatto... avresti mai accettato quello che è successo. Avrei voluto parlare di questo perché oggi tu hai fatto un articolo molto bello sulla Verità di stamani, a pagina 15, a proposito del modo e modi di fare gli accordi commerciali. No? Esatto. Chi va in India col cappello in mano e offre chiacchiere cercando solo di vendere auto tedesche e chi si presenta invece all'India con efficacia e diciamo così ottiene accordi come li ha ottenuti alla fine Trump, no? Poi ne parliamo però perché è molto interessante il tuo pezzo. Prima però ti giro i messaggi che sono arrivati. Abbiamo ancora qualche minuto, per cui rimaniamo anche con le linee aperte. Sì. Chi volesse intervenire può intervenire allo 02 92 94 7222. C'è una chiamata, la passiamo subito e poi vediamo i messaggi via WhatsApp. Pronto? E comunque lo amiamo. Noi lo amiamo sempre, indefettibilmente. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Caro Gianni, buongiorno. Un saluto caro a Carlo e volevo parlare di quello che aveva accennato Fabrizio di Sabio Chiese per quanto riguarda la Lega, che ha abbandonato da quel dì i valori per cui noi abbiamo sempre creduto. La Lega non è né di destra né di sinistra. La Lega era la Lega che aveva dei suoi programmi di difendere il ceto medio, che è l'architrave del paese, gli agricoltori, le piccole imprese, eccetera. Invece ci siamo andati a intruppare, oltre a quelli di Forza Italia, anche di Fratelli d'Italia, il cui esponente massimo è la Russa, il presidente del Senato, che è stato non so quanti anni in Lombardia e non sa manco una parola del lombardo. Noi abbiamo abbandonato esclusivamente le classi che ci avevano votato e avevamo raggiunto il 34%. E questo il dramma. Altro che Vanacci, Carlo Magno, il premio a quel Draghi che ha distrutto il paese insieme a Mario Monti e a Prodi. Gianni, grazie, però abbiamo altre 3 telefonate, le passiamo. Pronto? Pronto, Buongiorno, prego. Sono io, buongiorno. Buongiorno. Sono Zitta. Senta, Canacca, volevo contribuire a una cosa che ho letto su Facebook a riguardo appunto le persone che sono magari disinformate sulla faccenda, sul discorso del referendum, che all'epoca del governo Conte, il governo 5 Stelle Lega, c'è una dichiarazione a parte del Partito Democratico che praticamente loro erano d'accordo sulla separazione delle carriere dei magistrati. Delle carriere dei magistrati, bravo, sì, ecco, infatti. Quindi vuol dire che a seconda del periodo, a seconda questi cambiano sempre idea, perché devono sempre mettere i bastoni fra le ruote, no? Ecco, era solo questo. Se magari qualcuno è disinformato, di andarsi a leggere questa dichiarazione all'epoca appunto del governo giallo-verde, ecco, che c'era questa dichiarazione proprio del Partito Democratico. Ecco, solo questo volevo dire. Va bene. Grazie, buongiorno. A lei, altra chiamata. Grazie a lei. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, Franco da Milano. Sì, Salve, volevo Franco. dire semplicemente questo. Dobbiamo tenere duro fino al referendum, vincere il referendum e poi tutti a casa, perché avanti così non si può andare. L'unica riformina che ha fatto questo governo è quella della magistratura. Speriamo di vincere il referendum e poi ognuno per la sua strada si torna a casa. Cari miei, è così che si deve fare. Va bene, grazie Franco. L'altra telefonata ancora, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, Prego. sono Graziano, chiamo da Gallarate. Niente, guarda, io di quello che è successo, speriamo che
che un giorno o due che ne parlano, poi che la smettono, perché guarda, altrimenti mi fa venire la barba. Però io ho visto subito dalla faccia quel personaggio lì, non è un personaggio sincero. E poi dico a Salvini, per favore, di cavolate ne ha già fatte diverse. Prima eventualmente di decidere che magari in mente di notte, dopo le 10 al mattino, di sentire quei 3 o 4 importanti della Lega, a vedere se una cosa, se l'altra è da fare o non è da fare, perché altrimenti la Lega andrà a finire a 0. Ok, grazie, buona giornata. Bestia, che ottimismo. Allora abbiamo 18 secondi di audiomessaggio via WhatsApp, lo sentiamo subito. Se intervengo, Paolo da Bergamo, secondo me ha fatto la cosa giusta, perché sarebbe col tempo stato espulso per il comportamento che aveva, quindi da un punto di vista ha fatto anche un piacere a tutti. Ciao, complimenti per tutto. Allora, 2 chiamate, le passiamo al volo. Carlo, oggi c'è un afflusso di gente notevolissimo. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Chi è là? Buongiorno. Buongiorno, prego, è in onda. Allora, io pensavo una cosa. Tutta questa gente che fa commenti, che dice ha fatto bene, ha fatto male, d'accordo, può servire per avere un indirizzo, diciamo, del partito. Però è anche vero che tutti questi maghi di tastiera devono pensare prima di scrivere, prima di dire cavolate, prima di andare contro. Santo cielo, voi dovete pensare che ogni partito, soprattutto il nostro partito, pensa prima di agire, perché deve accordarsi con tutti e deve combattere 30 anni quindi abbiate pazienza, non siate così categorici a dire questo non va, quello non va, quell'altro lo cambiamo, meno male che se ne va, ma santo cielo, abbiate pazienza. Pazienza, lei dice. Chiudo. Bene, grazie. C'è un altro messaggio che va in questa direzione, per come la capisco io, più ne parlate, più fate male al centrodestra. Buongiorno a tutti e due. E poi, ancora via WhatsApp, il problema è la Premier. Non è in grado di capire quando la gente non ne può più. E Tajani, cioè Berlusconi, non se ne può più dei clandestini, dei prezzi senza controllo al consumo, dei furti, della violenza. Non do alcuna responsabilità a Salvini col senno del poi. Nel marciume di questo governo fa quello che può fare. Enzo, gli elettori sono più svegli di quanto credete. Bastano pochi che vanno a votare e il sì vincerà sulla riforma della giustizia. Ferdinando da Verona, carissimi, chi volete che vada ancora a votare? Ormai la gente è rassegnata nel vedere una classe politica di traditori. Dopodiché abbiamo un messaggio di Franco che non riesco a caricare, un altro messaggio di Antonella che pure non so perché non si riesce a caricare essendo un audio, e poi ancora via WhatsApp l'iniziativa della legge del mondo al contrario, cioè risarcire in caso da parte dei ladri rapinatori che rimangono in un conflitto con le loro vittime aggredite e minacciate di morte con coltelli, pistole e armi. Nelle loro abitazioni, case e negozi. Non possono mai più richiedere ai parenti e amici nessun risarcimento, è una legge scellerata, questo non l'ho capito però perché mia colpa. Il 34%, scrive un altro ascoltatore, che avevamo raggiunto era perché eravamo all'opposizione e si era fatta guerra all'immigrazione. Altro messaggio di Maurizio, sarà un caso, ma non riesco a leggerlo, perdono Maurizio. Dimitri, mi chiedo se il partito di Vannacci dovesse prendere anche il 40-49%, cosa farebbe? Dovrebbe scendere a compromessi con chiunque, anche con un grandioso signor sì al signore del Quirinale, come d'altronde sta facendo il governo Meloni al 49%. Secondo me scelta strategica sbagliata, fatta da un generale ancora più grave. Forse è solo furbizia, ma ne abbiamo visti tanti. Vedi 5 Stelle, loro hanno dato solo la possibilità ai poteri forti di tenere fermo questo paese, governare è un'altra cosa. Mentre c'è un messaggio da Pierre, Vannacci recupererà i delusi della destra e non solo, va tenuto come laterale destro. E per il momento direi che con i messaggi concludiamo. Carlo, ti stimola qualcosa di quello che ho letto, dei messaggi che sono arrivati nel frattempo? Le opinioni sono talmente disparate che commentare diventa complicato. Dico una cosa a chi dice pazienza, pazienza perché fra un mese si vota il referendum, fra 2 mesi e mezzo ci sono delle amministrative importanti in giro per l'Italia e fra un anno si vota per le politiche. Pazienza perché?
Allora, sì, no, stavo leggendo un nostro amico Roberto che ci scrive: basta con Vannacci, cambici, parli di Sanremo. Forse è il caso. In effetti è un'opera da 3 soldi, per dirla con breve. Allora, Carlo, torniamo invece al tuo articolo che ho citato prima. Che differenza c'è fra gli accordi fatti da Ursula von der Leyen con l'India e quelli fatti da Trump, nella sostanza, politicamente parlando? Cosa c'è da imparare? La differenza che c'è tra chi ha la pompa di benzina e tu che devi riempire la macchina e 2 che hanno la macchina a riserva. Cioè, Trump ha la straordinaria opportunità di avere con sé le riserve energetiche all'India. La signora von der Leyen è andata a parlare con l'India non potendo offrire nessuna riserva energetica, ma essendo fortemente dipendente dall'energia degli Stati Uniti. Cioè, la cosa che a me fa ridere è che noi, per esempio Draghi, la superpotenza europea che si federalizza, e con quale pompa di benzina si fa il pieno, ma questa superpotenza europea? Con cosa la mandiamo avanti? Aspetta Carlo, perché c'è qualche problema di audio. Dagli americani, No, c'è stato qualche problema di audio, adesso ti sentiamo, sì. Ritorno indietro, cioè voglio dire, Trump si è messo al tavolino con Modi e gli ha detto: caro Modi, io ti posso offrire l'energia che ti serve, ma ti devi staccare dalla Russia. La von der Leyen si è messa al tavolino e gli ha detto: caro Modi, cerchiamo di non farci troppo male. Ma che cosa gli ha offerto? Nulla. Quando Draghi parla dell'Europa superpotenza, si dimentica che la superpotenza non ha fonti di energia e che mentre prima era dipendente dal gas russo, che peraltro costava pochissimo, e sul fatto che costava pochissimo abbiamo costruito un sistema industriale, oggi siamo dipendenti dal GNL americano o dalle fonti energetiche che ci danno i paesi arabi. Quindi quale superpotenza se non abbiamo l'energia? Abbiamo perso la sfida sulle tecnologie, non abbiamo le terre rare, non abbiamo giacimenti di silicio e vogliamo andare con modi, non facciamoci troppo male, mentre il signor Trump si mette al tavolino e dice: sai che c'è? Se tu vuoi continuare a vendere in America devi accettare queste condizioni. Questa è la differenza, sta tutta lì. Solo che se l'Europa riconoscesse la sua debolezza, potrebbe usare delle strategie per tentare di trarre dei benefici dalle sue debolezze. Invece l'Europa si sta continuando a raccontare come una superpotenza quando in realtà non lo è, tutto lì, è lì. Un ascoltatore che ha letto il tuo articolo scrive: bell'articolo, noi non abbiamo più nemmeno la macchina. Esatto. Cioè, faccio il caso, siamo andati a fare l'accordo con l'India sui dazi per le automobili, lasciando fuori le utilitarie, che vuol dire che le uniche macchine che eventualmente, se il signor Elkann si pentisse che ci fa costruire in Italia sono le utilitarie, non starebbero dentro l'accordo. Tutto lì, insomma, non so se ti è chiaro come funziona questa Europa. Ma per esempio oggi sul Messaggero c'è una notizia molto importante rispetto alla quale nessuno ha dato rilievo, e cioè che il Bund tedesco è arrivato al 3,56 di rendimento, sta quasi pari ai titoli di Stato italiani. Allora, quando Draghi parla dell'Europa potente, federale, lo fa perché la Germania, che ha cercato per 30 anni di uccidere gli altri paesi con le sue politiche di rigore, espandendo la sua capacità commerciale estera, oggi potrebbe quasi trovare conveniente mettere il debito in comune. Ma se non si fanno questo tipo di letture, anche dal punto di vista politico, è molto complicato poi avere una gestione corretta, un programma di lungo termine di governo. Ed ecco perché poi questi incidenti di percorso, che possono essere Vannacci, ma possono essere una serie di altre cose, diventano essenziali per il governo, tutto lì. Carlo, è la settimana delle Olimpiadi, dei Giochi Olimpici invernali. Come li vedi tu? Ma io televisione, non so. Che giudizio ne dai?
Ma che notizie le do? Anche lì mi sembra che sia una freddezza straordinaria. È vero che sono Olimpiadi invernali, quindi c'è la neve, ma non mi pare che ci sia. Allora, intanto ho scoperto che la RAI è in grave difficoltà per la copertura degli eventi. Poi ho scoperto che l'organizzazione degli eventi l'abbiamo data in appalto a una multinazionale che si occupa di eventi. Poi ho scoperto che in parte il catering è fatto da una società slovena. Poi ho scoperto che ci sono dei pacchetti turistici offerti a delle cifre da capogiro. Poi ho scoperto che la prima atleta allontanata per doping è un'italiana. Poi ho scoperto che forse c'è un piccolo vantaggio per la viabilità in zona alpina, ma non trovo in nessun comune d'Italia, provincia d'Italia, regione d'Italia una comunicazione per far partecipare la gente all'evento. Per esempio, non si poteva pensare in appoggio alle Olimpiadi un progetto di rilancio della montagna complessivamente intesa come valore? Non si potevano ripigliare alcuni temi che stanno anche dentro il PNRR, oppure fare un lavoro con le scuole perché durante le Olimpiadi ci fossero delle settimane bianche per i bambini che imparano a sciare, anche quelli che abitano a Cefalù. Non si poteva fare un'operazione di rivalutazione fortissima dei beni culturali che stanno tutto l'arco alpino? No, è stato trattato come peraltro poteva fare soltanto Malagò, socio del Circolo Canontieri di Roma, come se fosse un grande party. Ma la ricaduta economica dove sta? Ma la ricaduta di consenso sul paese dove sta? Probabilmente i territori toccati dalle gare avranno una ricaduta economica importante e ci saranno anche delle infrastrutture che sono sicuramente migliorate, sì. Ma non mi pare che queste Olimpiadi appartengano all'Italia, appartengono a un club privato che se le è fatto organizzare con i soldi dallo Stato per i propri interessi. Carlo, c'è il giornale che oggi in prima pagina mette in primo piano lì il pericolo. Scusami, finisco. E la cosa strana è che essendo tutti i territori del nord ed essendo tutti i territori della Lega sostanzialmente, non vedo nessun tipo di offensiva né culturale né economica né politica sul valore montagna da parte della Lega. Sì, un po' in ombra forse. Dicevo, il giornale oggi mette in primo piano invece i pericoli per l'ordine pubblico, da Askatasuna ai collettivi. Propal, Global Flottiglia, Maranza, eccetera. Tu temi che possano verificarsi grossi problemi? Soprattutto per sabato, il corteo di sabato. Che si possano verificare non lo so, che ci provino sicuro. Ma tu pensi che quelli di Askatasuna, che sono una filiazione del movimento Notav e che quindi sono abituati a fare incursioni in montagna, non abbiano programmato qualche attentato o qualche altro tentativo di fare confusione? Probabilmente lo hanno fatto, mi auguro, spero, anzi ne sono convinto, perché i nostri servizi segreti quando vogliono sanno fare il loro mestiere, che li abbiano anticipati, però non starei così tranquillo. Facciamo in tempo a prendere l'ultima telefonata che è in attesa, la sentiamo al volo. Pronto? Chiusa la telefonata, quindi chiuse anche le linee in questo momento. Carlo, ci salutiamo qua. Intanto... Ah sì? Sì. Cioè divorziamo? Cosa dici? Ci salutiamo qui. Ma come vuoi, la cosa che volevo dire e sì. che ci tengo, guardate che le mie riflessioni attorno a qualcosa che della Lega non mi ha convinto, non sono per andare contro la Lega, vorrei che fosse chiaro. Sono un contributo critico di un osservatore abbastanza laico nei suoi giudizi, che vorrebbe che si prendesse atto dell'indispensabilità di temi come il federalismo, come l'autonomia, come il sostegno alla piccola impresa, come la ripresa delle identità territoriali, per dare a questo paese un profilo di modernità. Io sono sempre stato convinto che per andare avanti in macchina devi ogni tanto guardare lo specchietto del televisore, altrimenti ti tamponano.
No, che... Questo paese ha smesso sia di guardare avanti che di guardare lo specchietto. Tu hai fatto molto bene. Carlo, ti dico, hai fatto molto bene, credo, a precisare questa cosa, che però se uno ti ascolta e se ascolta le trasmissioni che hai sempre fatto qui, non credo che ci fossero dubbi. No, sentivo nei commenti stamattina qualcuno come sembrava di dire, vai, ma allora perché devi parlare male? Non sto parlando No, ma infatti, male. Ma non credo che ci siano di dare dubbi. Un contributo critico su una visione delle cose che mi pare troppo appiattita. Ecco, piuttosto l'unica cosa che mi viene da chiederti, ma forse mi hai già dato la risposta anche in queste poche parole che hai appena pronunciato, è se quei temi lì, le autonomie, i territori, i ceti produttivi, eccetera, siano ancora temi politici da sfruttare, sui quali battere, sensati, importanti. Sono indispensabili. Qualcuno forse non conosce la mia biografia professionale ed è giusto così, ma io ho fatto da Repubblica, quindi immaginate, il primo giornale, il primo inserto turistico d'Italia che si occupava dei territori minori, perché io sono sempre stato convinto e continuo ad essere convinto che la ricchezza dell'Italia non sta nelle metropoli, ma sta nella sua articolazione territoriale. D'altra parte un grande economista dimenticato, qual è stato Giacomo Beccattini, che era sì di sinistra, ma era uno che prima di tutto aveva a cuore i territori, ma lo stesso lo trovereste in una serie di altri scritti, da Caffè a Modigliani stesso, eccetera, eccetera. Riteneva che la specificità dell'Italia fosse questa, e cioè che il sedimento antropologico che c'è nei territori è in grado di dare sostanza ai prodotti, e che questi prodotti unici sono quelli che fanno grande un piccolo paese, perché fa delle cose che non sono ripetibili dagli altri. Se voi partite da questa visione economica, la fate diventare una visione culturale e date valore all'identità nelle diversità, allora avrete il risultato di un paese inimitabile. Ma solo che questi temi mi sembrano scomparsi dall'agenda politica, e siccome la Lega li ha sempre avuti in mente, mi piacerebbe che li riprendesse. Tutto lì. Carlo, grazie a Carlo Cambi, a tutti coloro che ci hanno seguito e sono intervenuti, e buona prosecuzione di ascolto. Ciao Giulio, grazie se Carlo. Se sospendono il programma fammelo sapere. Come? Dico, se ci sospendono il programma fammelo sapere. Figuriamoci, non credo, spero di no. Grazie Carlo Cambi. Ciao Giulio, un abbraccione, ciao. Avete ascoltato Gli Scorretti.